patrimoniali disponibili per la terza età. Allora, buongiorno al notaio Pierluisa Cabiddu, consigliere nazionale del notariato con delega a rapporti con i consumatori. Buongiorno, buongiorno dottoressa, e a Luigi Gabriele di Adiconsum. Buongiorno. Allora, grazie a voi noi cercheremo di muoverci e soprattutto di far capire a chi ci ascolta quelle che sono le varie possibilità. Già ci sono state in parte presentate nel servizio della collega, adesso noi le andiamo a sviscerare passo passo. La partiamo anzitutto da un dato, io mi rivolgo a lei notaio, anzitutto il 73% degli italiani è proprietario di una casa, quindi già partiamo dall'assunzione di un bene di cui che hanno a disposizione. Questo avviene anche quando hanno un reddito personale minimo? Sì, la proprietà della casa prescinde dal reddito. Questi strumenti sono molto importanti perché consentono alle persone di organizzare e pianificare una vecchiaia serena disponendo anche della sola casa d'abitazione. Allora, dividiamo il discorso in due, diciamo così, in due grandi tronconi in modo da farlo anche capire. Ci sono delle possibilità di cui gli anziani possono godere a partire proprio dalla casa stessa, quindi come utilizzarla e come renderla rendita in qualche maniera, no? Allora partiamo da questi qui, quindi la nuda proprietà per esempio è quella che conosciamo di più. La nuda proprietà si inquadra fra quegli strumenti che consentono di monetizzare la casa e quindi trarre denaro dalla casa. Con la nuda proprietà l'anziano cede la sua casa trattenendo l'usufrutto. L'usufrutto è il diritto di godere, quindi di utilizzare la casa abitandola o ottenendone altre utilità. La somma che può ottenere dalla vendita della nuda proprietà è tanto maggiore quanto più è anziano la persona che cede la casa, perché l'usufrutto e la nuda proprietà si calcolano sulla base di coefficienti stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base al tasso di interesse ma anche all'aspettativa di vita dell'usufruttuario. Luigi Gabriele, quante persone percentualmente, partendo da un dato che è abbastanza importante, che l'Italia è un paese in cui gli anziani sono al secondo livello in Europa e soprattutto che ci sono molti che abbiano i condomini, no? Quindi questo è un dato che poi sviscereremo nel dettaglio. In quanti percentualmente utilizzano questa formula della nuda proprietà? È sentita oppure no? La si sente propria, la si vuol tenere fino all'ultimo? Beh, in realtà basta farci un giro nelle agenzie immobiliari che vediamo l'opzione nuda proprietà oggi è abbastanza diffusa, anche se l'italiano è una persona molto attaccata al proprio immobile, soprattutto l'anziano, difficilmente entra psicologicamente nella possibilità di dire vendo la mia casa, ha sempre un po' paura. Soltanto negli ultimi 10 anni in realtà la vendita della nuda proprietà ha iniziato a prendere piedi, sempre perché è collegato con un atteggiamento psicologico di resistenza. E invece per quanto riguarda un discorso così fortemente legato, il discorso numericamente importante che è quello degli anziani, ci sono delle lamentele che vi arrivano, a voi che si rivolgono per chiedere consiglio, aiuto di come poter fare, anche questo aumento ad esempio delle nude proprietà che giustamente lei ha citato rispetto alle agenzie immobiliari, nasce dalla crisi? Allora, intanto in Italia gli anziani sono, ormai possiamo dire, la stragrande maggioranza, se guardiamo l'insieme, il complesso della popolazione, rappresentano il 30% della popolazione. Ovviamente parlo degli over 65. E con un paese che ha il 30% della popolazione, la stragrande maggioranza dei problemi si concentrano proprio su questa fascia di età. Primo perché gran parte di loro, e pensiamo il 45% di loro, non sono in grado di prendere delle decisioni autonome che impattano sulla vita di tutti i giorni. Ad esempio, come si legge una bolletta, come si legge un contratto, cioè come fare ad adempiere a un'attività che per le altre persone è comune, e quindi hanno bisogno di strumenti di supporto. Teniamolo in sospeso questo discorso, perché poi noi lo affronteremo quando vedremo un altro aspetto di condivisione degli spazi, perché qui ci può essere anche una forma di collaborazione, ma restiamo ancora sul primo filone, quello in cui la casa rappresenta la possibilità di sostentamento a livello pratico, e poi abbiamo quindi la rendita vitalizia. Contratto con il quale si cede la casa e in cambio di una prestazione di denaro periodica, la rendita. Questo è un contratto aleatorio perché per poter essere concluso è necessario che chi cede la casa non abbia un'età molto avanzata, non abbia una malattia che lo può portare a una morte prossima, e poi ci deve essere un equilibrio fra il valore della casa ceduta e della rendita che presumibilmente dovrà essere prestata.
esatta e quindi è un contratto anche questo che comunque è importante perché consente di ottenere liquidità dalla casa. È importante anche il ruolo del notaio qua che guida le parti nella scelta di quelle che sono poi le soluzioni più adatte, perché è importante poi tutelare la persona anziana allorquando per esempio la rendita non viene pagata, perché la legge prevede delle soluzioni ma contrattualmente se ne possono anche prevedere altre che possono arrivare anche a prevedere che la casa poi ritorni in proprietà della persona che l'ha ceduta se la rendita non viene corrisposta, quindi ci sono tutta una serie di soluzioni che è importante che vengano quindi questo, adottate. sintetizziamolo per farlo capire bene, questo secondo passaggio in sintesi lo possiamo sintetizzare così: cedo la proprietà, mantengo l'usufrutto ma un tot al mese mi arriva. L'usufrutto lo possiamo prevedere, ecco, la riserva d'usufrutto proprio istituzionalmente, cioè nella vendita della nuda proprietà con riserva d'usufrutto. In tutti gli altri istituti noi notai consigliamo sempre che l'usufrutto venga trattenuto, però non è detto perché può essere anche ceduta alla piena proprietà, però è sempre meglio che l'usufrutto venga trattenuto. E le dirò di più, che quando la casa appartiene ad una sola persona, supponiamo ad uno solo dei coniugi, è importante anche prevedere ciò che in realtà spesso ci chiedono, che l'usufrutto sia riconosciuto anche all'altro coniuge, e noi lì consigliamo anche che venga previsto il diritto di accrescimento, cioè che venga previsto che come muore uno dei coniugi la sua quota di usufrutto si accresce all'altro, che potrà quindi godere dell'intera casa per tutta la durata della sua vita, perché con l'usufrutto la casa può essere abitata ma può essere anche data in locazione, può anche essere ceduto l'usufrutto che si estingue con la morte del primo usufruttuario, quindi ci sono tutta una serie di meccanismi importanti che è bene che le persone conoscano. E chi non li conosce, ad esempio, può rivolgersi anche a delle associazioni dei consumatori per avere maggiori delucidazioni su questo? Allora, noi abbiamo fatto questa guida insieme ai notai appunto per questo motivo, perché come dicevo prima, essendoci un'alta percentuale di persone in età avanzata che non è in grado di fare da soli delle scelte e che magari non ha anche dei familiari su cui poter contare, perché non sono vicini oppure sono cambiati completamente i nuclei familiari rispetto a un tempo, allora che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di fare uno strumento che sia una guida autorevole, per quello l'abbiamo fatta insieme ai notai, ma soprattutto che contenga quelle che sono le informazioni di base necessarie per fare delle scelte di natura patrimoniale, perché qual è l'elemento essenziale per una persona che magari si trova ad avere come rendita soltanto la pensione e magari una pensione minima? L'unico elemento è quello del patrimonio in genere immobiliare, perché che se ne dica, in Italia di investitori ce ne sono pochissimi, soprattutto tra i privati. Il famoso discorso prima la casa, no? Esattamente, siccome che abbiamo sempre fatto prima la casa, quindi i soldi li abbiamo messi nel mattone durante il corso della nostra vita, abbiamo pensato di dire esattamente alle persone che hanno la necessità di monetizzare, perché qui si tratta, parliamo chiaramente di monetizzare. Io non ce la faccio con la pensione, ho bisogno di più soldi, magari ne ho bisogno perché devo pagarmi l'assistenza medica, non ho una figlia o un figlio vicino che possa venire a passare le ore con me, mi serve compagnia, oppure mi serve qualcuno che mi faccia da mangiare, perché il 30% degli anziani non è in grado di prepararsi i pasti, oppure ha difficoltà di deambulazione. Allora, con quest'ultima frase che tu hai detto mi permetti di anticipare, perché poi dobbiamo vedere, notaio, il terzo punto, laddove la casa diventa fonte di reddito, diciamo in qualche maniera, seppur parziale. Vediamo però, visto che abbiamo sfiorato un argomento importante, che è quello della condivisione degli spazi anche ai fini di poter essere aiutati nella gestione della quotidianità. Allora, c'è una storia che ci arriva da Trento e ci parla della casa Vela Toller. Allora, sentiamo un attimo questo servizio di $5 e poi entriamo nel merito di quella che è la coabitazione, laddove ci si aiuta reciprocamente. 7 nonne più 3 studentesse, fa 10 lode in coabitazione che funziona benissimo a Trento, nella casa alla Vela, dove da 5 anni fra pranzi, cene e molte attività in comune sono fiorite relazioni ed abilità e si dimostra ogni giorno che per gli anziani anche parzialmente autosufficienti un'alternativa a quella di riposo c'è. Non ci sono mai stata io la casa di riposo. Quando abitavo in città andavo a trovare queste vecchiette, ma piangevano tutte, mi facevano una pena tremenda. Alle idee chiare, Silvana De Gasperi, 95 anni, è stata la prima, racconta la figlia, ad arrivare sin qui e ha fatto tutto da sola.
fatto domanda. È un po' come tornare alle tavole grandi delle famiglie patriarcali, piace raccontare a Daniela Bottura, presidente della SAD, la cooperativa sociale che a Tassulle Cles ha aperto di fresco questa esperienza mista anche con i nonni. Una tavola grande dove la paura delle nonne di notte si quieta perché è sempre presente un'operatrice e le relazioni fanno tornare anche le abilità. Saper cucire, saper far da mangiare, leggere, ad esempio fare l'orlo di pantaloni alla studentessa. Insieme agli orli fatti dalle nonne, i giornali letti dai più giovani del secondo piano, Sara ed Elena, che verranno ad abitare qui a settembre, aggiungono un perché. È stata un'idea eccellente perché risponde a un bisogno sociale che non viene considerato spesso. Allora, questo discorso poi ci porterà a parlare del co-housing, no? Beh, allora, intanto la coabitazione un po' la conosciamo, soprattutto chi ha studiato all'università, ha imparato a viverla su se stesso coabitando con altri studenti. Chi ha studiato fuori sede, ovviamente. Esatto. Noi siamo nell'era della sharing economy e in quest'era abbiamo imparato che le cose si possono condividere. Non necessariamente bisogna mantenerne la proprietà, perché forse non è nemmeno più il tempo di mantenere la proprietà di alcuni elementi così oggettivamente onerosi nel mantenimento come gli immobili. Quindi abbiamo introdotto, oltre al co-working o al car sharing, il co-housing, che è la coabitazione, cioè il condividere la stessa abitazione, con sfaccettature molto diverse, alcuni per natura prettamente economica, c'è chi non può permettersi di mantenere i costi vivi di un'abitazione che ormai sono elevatissimi. Pensate che da alcuni calcoli che abbiamo fatto nel nostro centro studio ormai mantenere la casa tra bollette, tassazione diretta e indiretta e tutto il resto può arrivare a costarci anche il 50% del nostro reddito. Quindi per alcuni soggetti è una scelta di natura economica, non ce la faccio a pagare le bollette, scelgo di coabitare. Invece via via, sempre per via che i dati sociali ci dicono che la popolazione diventa sempre più anziana e nel 2050 lo sarà sempre di più, mentre solo 20 anni fa rappresentavano il 20%, oggi il 30%, fra 20 anni addirittura arriveremo circa al 40%, è anche una scelta di natura sociale. Non riesco a pagarmi colui che mi deve fare l'assistenza medica e quindi la condivido con gli altri, oppure semplicemente anche una coabitazione per vivere in felicità, perché molto spesso stare da soli, non avere figli, non avere parenti che ci vengono a visitare, invece in quel modo, infatti so di persone che in coabitazione sono rinate. Stare da soli o stare isolati, questo ci porta anche ad analizzare implicitamente un dato che è quello del fatto che 14 milioni di italiani vivono in un condominio, anche questa necessità ovviamente di non essere completamente avulsi dal contesto, ovviamente significa poter far conto su chi ci circonda. E ritorniamo invece ad affrontare il terzo punto che c'era rimasto da dover comunicare ai nostri telespettatori, laddove il prestito vitalizio ipotecario. Ecco, ce lo spieghi bene questo perché è particolarmente interessante ma anche complicato. È complicato, sì, al quale bisogna prestare molta attenzione, perché può essere un'opportunità in quanto gli anziani difficilmente hanno accesso al credito proprio per motivi anagrafici, invece questo finanziamento è dedicato proprio agli over 60 ed è anche un prestito di liquidità, quindi può essere destinato a qualsiasi scopo. Però ed è garantito da un'ipoteca su un immobile residenziale, quindi sulla casa d'abitazione, però bisogna prestare attenzione con riferimento alle modalità di rimborso di questo prestito, che può avvenire in due modi, senza capitalizzazione o con capitalizzazione. L'anziano può decidere durante la sua vita di restituire solo gli interessi e le spese e quindi il capitale che gli è stato concesso in prestito lo restituiranno i suoi eredi, però deve stare attento perché se ritarda nel pagamento almeno di 7 rate anche non consecutive, questa è una causa di risoluzione del contratto e quindi può essere chiamato in vita a restituire anche la somma capitale che gli è stata data. Ipotesi che si può verificare anche laddove incorre in uno di quei casi previsti dalla legge, per esempio se vende l'immobile, se costituisce un usufrutto, se lo dà in locazione o addirittura se dopo la stipula del contratto fa risiedere nella casa altre persone oltre il coniuge, i figli e il personale contrattualizzato che lavora, che presta i servizi. Quindi veramente ci sono delle limitazioni alla libertà del godimento che Perché in quel caso che si teme un subaffitto, una sorta di subaffitto. Esatto, e quindi in quel caso
può decadere da questo finanziamento, ma l'attenzione maggiore la si deve prestare se si opta per la capitalizzazione degli interessi e delle spese. Cosa succede? Durante la sua vita l'anziano sceglie di non rimborsare nulla, alla sua morte però gli eredi dovranno rimborsare entro 12 mesi la somma capitale più gli interessi e le spese capitalizzati. Vuol dire che sugli interessi si producono altri interessi, viene reintrodotto l'anatocismo, quindi la somma diventa esponenzialmente molto elevata e quindi gli eredi rischiano di perdere la casa. Non solo, ma questo pericolo lo può correre anche lo stesso anziano se incorre in una di quelle ipotesi di decadenza dal finanziamento che ho menzionato prima, e durante la sua vita può essere lui chiamato anche a dover restituire la somma con gli interessi e le spese si rischia quasi di dover restituire il doppio, molto attenti, e quindi è importante anche avere una guida nella scelta e nella disamina dei meccanismi di questo istituto. Allora, sentiamo adesso un'altra storia. Questa storia qui ci arriva da Napoli, ci parla di un'altra esperienza virtuosa, dalla provincia di Napoli, in realtà da Acerra. Sentiamola insieme. Ad Acerra, nel comprensorio della città metropolitana di Napoli, la cooperativa Alla Fenice ha coniugato tutela dell'anziano e imprenditorialità, realizzando il progetto Facciamoci compagnia, che un po' come succede tra universitari fuori sede, prospetta la coabitazione tra persone di una certa età in un appartamento affittato in comune. Beh, ma che differenza c'è con una casa di cura, con un ospizio? In una struttura dove c'è la coabitazione, c'è il mutuo aiuto tra di loro, le persone sono parte integrante di un progetto, coabitano quindi condividendo quello che è non solo un appartamento ma anche la condivisione di spese, quindi questo permette di abbattere dei costi, quindi sono lo stesso seguiti da personale altamente specializzato, ma questo lo facciamo in un modo tra virgolette mascherato. In che senso? Gli operatori non indossano camici, questo per creare un ambiente sempre più familiare, per non far sentire la persona in un ambiente sempre più istituzionale. Questa è la prima esperienza, però voi volete andare. A volte esco, vado fuori, vado avanti, vado indietro, faccio qualcosa. A casa fare l'uncinetto, leggere, fare cucinassio, mi piace fare un po' di tutto. Ma sei innamorato di qualche signora qui, dica la verità? No, tutti mi sono innamorato, la verità. Vogliono tutto quanto bene. Ma può esistere una famiglia con persone che non sono familiari? Sì. Che qua siamo tutta una famiglia. Perché? Ci vogliamo bene, ci rispettiamo fra di noi, stiamo bene veramente. Sono 2 anni che sono qua, non posso dire niente. Da 2 anni si è formata così una famiglia acquisita di nuovi amici veterani che combattono la depressione senile vivendo insieme, ricordandosi così di avere un nome, non solo un'età. E queste sono anche le altre ipotesi che sono percorribili, ovviamente dipende dalle situazioni sociali che si manifestano e ovviamente che poi si intende percorrere. C'è invece ancora, ritorniamo però dottoressa sul discorso della casa, ci sono altre possibilità. Allora io le do tra virgolette il titolo, lei ce lo spiegherà per cortesia per bene. Quando si parla di contratto di mantenimento e o di assistenza, che cosa si intende? Praticamente viene ceduta la casa in cambio, anziché di denaro, di assistenza e mantenimento. L'assistenza può essere materiale e morale o l'una o l'altra, variamente combinate. Questo è uno strumento molto flessibile, molto utile, che si adatta a soddisfare le esigenze delle persone, che sono tutte diverse, ognuno ha le sue specificità. È un contratto che ha una connotazione personale perché si basa sulla fiducia normalmente, cioè l'anziano si fa assistere da una persona nei confronti della quale nutre fiducia.
Però bisogna anche prevedere l'ipotesi in cui, per esempio, chi presta l'assistenza sia impossibilitato, ad esempio una malattia o un qualsiasi impedimento. Quindi noi notai, per esempio, consigliamo sempre di prevedere nel contratto che l'assistenza possa essere prestata anche a mezzo o terze persone di gradimento dell'anziano. Questo contratto, così come la renta vitalizia, è un contratto aleatorio e quindi l'anziano non deve avere un'età non deve essere molto in là negli anni, non deve avere una malattia, anche lì che lo porti a una morte prossima, e ci deve essere un equilibrio tra il valore della casa che viene ceduta e delle prestazioni assistenziali che presumibilmente verranno date. L'alea qui è doppia perché non si sa neanche quanto sarà l'ammontare delle prestazioni assistenziali che dovranno essere fornite. Pensiamo all'anziano che trascorre una vecchiaia serena, invece pensiamo all'anziano che si ammala e che quindi ha bisogno magari di una maggiore assistenza. Nella guida che lei ha davanti, mi scusi, una constatazione di servizio, c'è la spiegazione per chi la usa, per chi la legge, di come valutarli questi parametri? Sì, nella guida ci sono non solo nella guida cartacea ma anche nella guida multimediale, che è molto più semplice e più intuitiva perché si basa su disegni animati e su grafiche, ma noi consigliamo sempre di recarsi dal notaio perché li guiderà nella scelta di quello che è lo strumento più adatto alle loro esigenze, anche perché poi bisogna tutelare l'anziano nell'ipotesi in cui l'assistenza non venga prestata e questo è un elemento molto importante. Prima di chiudere dovremo affrontare ancora un altro punto che è quello ovviamente della donazione. Prima però, Luigi Gabriele, tu prima avevi fatto un'osservazione rispetto a un servizio che abbiamo mandato in onda dove c'è stato un passaggio sulla cessione del quinto. Tu mi dicevi, dobbiamo dire di stare molto attenti a questo, perché? Perché finanziare gli anziani oggi certamente non è facile, perché in genere uno dei criteri di finanziamento è l'età. Però gli anziani rispetto a un altro hanno due elementi estremamente sicuri, uno che sono la pensione, e quindi la cessione di un quinto della pensione è una cosa certa, non è che perde il posto di lavoro, e un'altra è la storia creditizia, cioè tu sai in realtà quanto quella persona nel corso dei suoi anni ha ripagato i debiti che ha contratto durante la sua vita, quindi due elementi estremamente certi. Ebbene, se noi prendiamo il report Banca Italia di ogni anno, stranamente, pensate, il 75% del contenzioso tra un soggetto, un individuo e una banca o un intermediario finanziario verte sulla cessione del quinto. Perché negli ultimi anni la cessione del quinto è diventata diffusissima, nella stragrande maggioranza dei casi viene utilizzata, sì è vero, per avere liquidità, magari per aiutare un figlio, però ha un costo elevatissimo perché nonostante questi due elementi di sicurezza tendono ad applicare dei tassi di interesse estremamente alti. In più ci si aggiunge che fanno sottoscrivere delle polizze vita e accadono molte anomalie che non dovrebbero accadere, quindi fate attenzione, prima della sottoscrizione di una cessione del quinto chiedete a un'associazione consumatori se quel contratto ha dei Grazie per questa sottolineatura e lascio la parola a lei adesso, dottoressa, per l'ultimo passaggio sulle varie possibilità ed è quello appunto della donazione. Sì, la donazione, la casa viene donata, quindi viene regalata con l'onere di assistenza. Anche qui l'assistenza può avere il contenuto più vario, assistenza morale, materiale, secondo le esigenze dell'anziano donante. L'onere di assistenza non assume natura di corrispettivo e quindi non cambia l'istituto della donazione che rimane un contratto a titolo gratuito, tanto è vero che il donatario, quello che presta l'assistenza, è tenuto nei limiti del valore del bene donato, o meglio il donante non può pretendere che l'assistenza superi il valore del bene donato. È importante però prevedere anche la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell'obbligo di assistente, l'onere di assistenza, perché in questo modo viene tutelato l'anziano se l'assistenza non gli viene prestata. Diciamo che è un contratto al quale comunque bisogna prestare attenzione. Diciamolo perché rende la casa poi difficilmente vendibile. Esatto, vendibile e è difficile la sua circolazione. Perché? Perché quando uno muore, quindi quando il donante muore, si fa la somma dei beni che lascia al netto dei debiti e a questo valore si somma il valore dei beni che ha donato, col valore al momento però dell'apertura della successione. Su questo calcolo, che è un'operazione contabile, si calcola la quota di legittima, che è la quota che è riservata a determinati soggetti che sono i legittimari. Grazie moltissimo. Purtroppo dobbiamo interromperci perché il tempo a nostra disposizione è finito, però speriamo insomma di aver dato delle informazioni di servizio utili, ma soprattutto insomma degli avvertimenti ai quali stare attenti decisamente importanti. Dunque grazie a Luigi Gabriele, grazie alla dottoressa Guabido, grazie a tutti voi per averci seguito. Linea adesso al TG2 e noi ci vediamo domani mattina alle 9:25.